Tutto secondo pronostici nel rally del Friuli Alpi Orientali, con i primi 3 del Tricolore Rally che hanno lottato dal primo all'ultimo chilometro per la vittoria. Ma a fare alzare le quote degli scommettitori è stato il nome del vincitore, quello di Renato Travaglia. Alla vigilia molto meno quotato rispetto a quelli di Paolo Andreucci e Luca Rossetti, piloti ufficiali di Peugeot e Abarth. I 3 alla fine sono terminati nell'ordine in una volata che è finita proprio al termine dell'ultima prova speciale, con il Trentino nuovamente più veloce di tutti e con Paolo Andreucci, l'ultimo ad aver alzato bandiera bianca, giunto a fine prova sul mozzo della ruota posteriore sinistra. Si è conclusa così una delle più belle edizioni del Rally del Friuli, che ha visto alla fine il meritato successo di Renato Travaglia. Una vittoria che il navigatore Lorenzo Granai ha dedicato a Flavio Guglielmini, copilota recentemente scomparso in Bulgaria, ottenuta grazie soprattutto ad una seconda tappa che ha visto il Trentino sempre all'attacco e vincitore di 5 delle 6 prove in programma. Con questo successo il Trentino fa un passo in avanti nella classifica tricolore, portandosi nuovamente al comando da solo, anche se gli scarti al momento lo penalizzano nei confronti soprattutto di Andreucci. Ma noi ce l'abbiamo messa tutta qui a Udine, abbiamo cercato di fare il massimo assieme a Friul Motor e BF Goodrich. È stata una gara molto difficile, nessuno si è ritirato, il tempo, c'è stata una prima tappa col sole, una seconda tappa con l'acqua, con la pioggia, quindi veramente una gara da duri e alla fine l'abbiamo vinta, quindi per me è una grandissima soddisfazione e veramente siamo molto contenti. Per il futuro vedremo, però siamo contenti. Vai, 50, a 6 tieni e a 5 più tieni, con di 6 molto lunga, stringe al blu, 40, tornante sinistro corto, no, attento, per di 6, 30, di 2 meno, stringe, per a 2 ampia tieni tardi, per di 2 più lunga, e a 2 per D5 più 20 si prende 3 da Paolo, D5 vai con A5 30, D5 vai tieni al giallo no, per A5 meno ampia sì, 50, D5 più e A4 meno lunga e A3 tieni sì, per D4 buona molto lunga binari, per A6, per D5 più 50, Gara particolare quella di Paolo Andreucci, più vicino del previsto alla testa della corsa quando tutto era asciutto e poi andato in difficoltà quando c'era da usare qualcosa nella scelta delle gomme. Il toscano, dopo aver approfittato del rallentamento di Rossetti ad inizio seconda tappa e dopo essere passato al comando, non è riuscito ad osare, facendosi rimontare e superare da Travaglia. Nell'ultima prova poi, per tentare il tutto per tutto, ha sbagliato toccando e forando una ruota. Sì, siamo andati abbastanza bene, abbiamo fatto una bella tappa, abbiamo recuperato un po' ieri sul finale di giornata, oggi giornata difficile, è andato molto bene Travaglia. Diventa 7, 60, al sasso taglia subito 4 meno tenere con destra 3, tenere, per al sasso 2 più corta polvere e destra 7 diventa, metà rail anticipa 4 più, apre subito 40, no, 5 più 2 volte chiude, 20, attenzione viscido polvere, 2 lunga, viscido polvere, 2 lunga, e dopo fine rail 3 meno corta, 50, sinistra 2 vai corta, apre, 2 vai corta, apre, molla, e anticipa sì destra 2 vai, lunga, apre, subito molla, 40, anticipa, zanella 3, lunga, anticipa, 3, zanella lunga, per sinistra 4 meno, tenere, per sì destra 3, e sinistra 3 più lunga, tenere, per sì 3 vai corta, apre, allo Al terzo posto ha chiuso Luca Rossetti, che sulle strade di casa con la sua Abarth grande punto ha raccolto molto meno di quanto sicuramente si aspettasse. Il friulano ha pagato soprattutto una scelta sbagliata di pneumatici ad inizio seconda tappa ed un errore con testacoda che lo ha rallentato subito nel primo tratto cronometrato odierno. Anche lui, nell'incertezza di un tempo che minacciava continuamente la pioggia, è stato penalizzato da una scelta pneumatici un po' troppo conservativa.
Sì, sicuramente un terzo posto che per il campionato non è molto positivo e non è quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto una prima parte di gara bene, sull'asciutto siamo riusciti a sfruttare al meglio quello che avevamo a disposizione, poi sul bagnato della seconda tappa abbiamo fatto una scelta errata di gomma il primo giro e abbiamo perso molto e lì non c'è stato più niente da fare e abbiamo cercato di limitare i danni poi il secondo giro di prove speciali e arrivare a Udine terzi e questo è per il momento. Corta, salta in stop, destra no, sinistra 2 ricorda, Rail chiude 1, in, destra 2 meno no, sinistra 2, in stop, destra 2 lunga no, tieni, in, sinistra 1 corta, in, destra 2 no, sinistra 1, destra per stop Rail, destra 0 gira no, in, stop, sinistra 2 lunga, chiude tieni, in, destra 0 no brutto, in, sinistra 2 meno e destra 1 lunga no, e sinistra 2 meno Rail chiude, e destra 2 no tieni, sinistra 0 no, e occhio, ritarda, destra 2 corta no, in sinistra 2, in stop, destra 2 più tieni, in Rail, sinistra 1, destra no, in sinistra 4. Grande sfortuna per Umberto Scandola che proprio sull'ultima prova ha perso la quarta posizione sbattendo con la sua Abarth grande punto. Subito sinistra 2 lunga, subito no, destra 2 apre piuttosto pieno dritto. Con ritarda no, destra 2 scivola, subito ritarda, sinistra 3 più lunga, frena, stringe, per destra 3 scivola, frena una bolla, subito sinistra 2 più lunga, chiude scivola, subito no, destra 3 più, La quarta posizione è stata quindi ereditata dal bravo bergamasco Alessandro Perico che con la sua Peugeot 207 Super 2000 assistita in gara dalla sua nuova struttura si è così aggiudicato i punti del primo posto della classifica del trofeo Indipendenti. Una gara per lui finalmente senza problemi e costantemente veloce. Abbiamo patito un po' il primo giro, poi abbiamo fatto un buon lavoro e alla fine anche il secondo giro, a parte l'ultima prova, abbiamo fatto dei tempi ottimi. La macchina neanche un problema, Pirelli ha lavorato da paura, sia come scelta che come tutto, e sono contentissimo. ritarda poco, sinistra 3 meno, 2 tempi, 3 meno, 30, destra 2 lunga, apre a fine rail, sinistra 2 vai, in destra 4, in entra, sinistra 2 veloce, lascia, 30, tornante destro, ritarda poco, sinistra 3 lunga veloce, in destra 2 lunga tieni, 30, sinistra 4 meno lunga, tieni, 20, tieni in destra 2 veloce, apre, in sinistra 3, lunga vai, in destra 3, veloce apre 100, e ritarda, destra 2 veloce tieni, 2 tieni, in ritardo, sinistra 2, lunga, apre a cartello, lunga, 20. Dietro di lui un'altra Peugeot, quella del reggiano Davide Medici, finalmente in grado di tornare su livelli che gli sono più consoni. A chiudere al sesto posto la Skoda Fabia di Piero Longhi, sicuramente ancora lontana dall'avere trovato le migliori soluzioni di assetto. Ho conosciuto un po' la macchina, abbiamo fatto una regolazione, siamo andati molto meglio, oggi ne abbiamo fatta un'altra ancora di più, peccato tra virgolette che ha piovuto, anche se poi mi sono trovato bene perché noi questo test ci servirà anche poi per il Sanremo, però abbiamo visto che la direzione che sto prendendo è quella giusta, quindi la macchina è ancora un po' da sistemare, io devo ancora un po' imparare, però già gli ultimi tempi che abbiamo fatto oggi ci fanno capire che il potenziale è enorme della macchina e quando io sarò a posto penso che ci saremo di sicuro. Palo 3 più, vai, 80, tornante destro, 50, tornante sinistro, stringi 60, attenzione sinistra 3 meno occhio, subito tornante destro bivio, 3 meno occhio, subito tornante destro bivio,
per Tormentone sinistro, continua 4 meno vai, 80, attenzione destra 3 più, diventa 3 più occhio, subito sinistra 3 più occhio, 2 volte vai, 3 più occhio, subito sinistra 3 più occhio, 2 volte vai, subito destra 4 meno occhio, 60, attenzione sinistra 3 più, subito destra 3 più, 2 volte, per sinistra 3, subito 3 più occhio vai, 60, 3, subito 3 più occhio vai, 60, destra 3 più occhio, continua, attenzione. Dietro al piemontese a chiudere la top 10 le due Peugeot 207 Super 2000 del Veneto Biasiotto e del Lombardo Gamba e la Mitsubishi Lancer di Simone Campedelli. Il romagnolo ha chiuso davanti al napoletano Fabio Gianfico ed al valtellinese Andrea Perego, quest'ultimo primo del trofeo Mitsubishi. Tra le due ruote motrici, vittoria del sammarinese Alex Raschi con la sua Renault Clio R3. Nel trofeo Peugeot Top, vittoria dell'emiliano Roberto Vescovi che ha superato di pochi decimi il fiorentino Umberto Consigli. L'annullamento dell'ultima prova ha privato la gara di un duello finale assolutamente tutto da seguire. Molto sfortunato Marco Signor, velocissimo fino all'incidente in apertura di seconda tappa che lo ha definitivamente fermato. 4 lunga, il rosso chiude 2 più. 30. Destra 4 più, subito sinistra 4 più, in destra 2 più tieni. Destra 2 più tieni. Subito sinistra 3 lunga. Scivola. 30. Rosso sinistra 3, subito destra 4 più. In sinistra 3 meno tieni, subito destra 3 tieni. No! Sfortunata la prova di Luca Cantamessa che però esce dal rally del Friuli e Alpi Orientali con un prestigioso riconoscimento. Il pilota astigiano porterà infatti in gara la Peugeot 207 Super 2000 della Kronos Racing al Rally di Sanremo in programma dal 24 al 26 settembre. Luca Cantamessa avrà quindi la possibilità di partecipare in forma completamente gratuita al prossimo Rally di Sanremo, valido anche come nona prova del campionato italiano rally con una Peugeot 207 Super 2000 con i colori ACXI. Io sono molto soddisfatto della gara fatta qua. Lasciamo stare la sfortuna che può incidere nello sport più o meno positivamente. Oggi sono stato un po' bersagliato, però la grande notizia è quella di poter partecipare con il BF Goodrich al Sanremo con una macchina ufficiale. L'obiettivo di Udine era quello di ritornare al volante dopo 11 mesi di inattività. Ci siamo tornati, abbiamo realizzato dei buoni tempi, siamo contentissimi di questo. E ciò farà sì che mi troverò già avvantaggiato rispetto a quello che ero 2 giorni fa a risalire su una vettura da competizione in un programma così prestigioso, quindi cercherò di dare il massimo e qui è iniziata la preparazione per questo. Anche se al Rally del Friuli le cose non sono andate per il meglio, la vera novità tecnica tra le Super 2000 del 2009, sia a livello internazionale che nazionale, rimane la Skoda Fabia. Vettura dimostratasi vincente sia nell'Intercontinental Rally Challenge che nel CIR. A svelarci i segreti della compatta dell'Est è l'ingegner Mario Fornaris, il tecnico che più da vicino la sta seguendo nella sua crescita. Ma la vettura, diciamo che è una vettura sicuramente ormai già abbastanza sviluppata. Diciamo che beneficia di 1 anno e mezzo ormai di test, qualche gara anche a livello internazionale l'ha fatta e quindi abbiamo un buon pacchetto per cominciare. La vettura è nelle stesse specifiche tecniche che della vettura ufficiale che fa l'IRC con Kopecky e Ninen, quindi diciamo che i presupposti sono assolutamente buoni per noi. È una macchina molto facile da guidare, diciamo, che mette il pilota a suo agio, un motore con un campo di utilizzo piuttosto elevato, sicuramente la facilità di utilizzo è il suo punto di forza.